Eder, Mech, Pallister. Per tanto tempo abbiamo cercato di dimostrare che la storia tra Claudio e Liliana fosse vera. Improvvisamente esce fuori un'intercettazione di Sebastiano in cui è lo stesso Sebastiano a dare la patente di credibilità a questa storia, ammettendo di poter addirittura ipotizzare che Claudio fosse il padre di un bambino che aspettava Liliana. Cosa succede? Si brinda, si festeggia? No. Paradossalmente Claudio cerca di smentire questa notizia, idem Silvia, rischiando di vanificare l'assist di Sebastiano. Cioè paradossalmente ora Sebastiano dice che c'è la storia, mentre Claudio e Silvia dicono che non c'è, smentendo una paternità che invece di fatto la confermerebbe. Allora, dopo gli interventi alla trasmissione di Rai 1 e di Canale 5 stamattina, ho fatto riflettere Claudio sul fatto che lui non possa realmente sapere cos'è accaduto 35-40 anni fa. E dopo il mio messaggio, fortunatamente, lui ci è andato un po' più cauto nello smentire ciò che a mio avviso non può essere mai smentito, perché nessuno si può ricordare effettivamente dopo così tanto tempo cosa è accaduto allora. In realtà o in teoria non è che l'ho smentita, non posso far mente locale oggi di quello che ho fatto 40 anni fa, obiettivamente. Motivo per cui quello era un periodo nel quale primi anni 90, avevo appena conosciuto la mia seconda moglie e io dico che con Liliana mi frequentavo di meno. O per niente per quanto riguarda rapporti. Ecco. Potrebbe anche essere se precedente o che, ecco, non posso escludere, ma obiettivamente secondo me non è probabile, eccolo. Per me è importante il fatto che Liliana non me ne ha mai parlato, sono convintissimo che se potevo essere io l'eventuale padre me lo avrebbe detto. Era un periodo, noi comunque ci sentivamo. Prima non si sa esattamente il periodo preciso, motivo per cui il 93 è tardi. Io nel 93 mi sono sposato nel 95 ed ero, posso dire, pienamente preso da... Sebastiano nell'intercettazione parla di primi anni 90, non 93. Allora mettetevi d'accordo. Sulla cartella clinica sta scritto marzo 93. Che effetto può fare? Cioè, io solo il pensiero che Lilli potesse essere rimasta incinta e non me l'ha detto, già lo digerisco malamente, obiettivamente. Subito dopo, ripeto, se quello è il periodo preciso, io avevo appena conosciuto quella che 4 o 5 anni dopo sarebbe diventata mia moglie. E io dico con relativa probabilità che non mi frequentavo in quel periodo della vita con Liliana tanto da farla rimanere incinta. Seppur la cartella clinica sia del 93, questo aborto risale al dicembre 92. Ma in teoria sì, comunque, perché ripeto, io sono relativamente convinto, adesso non torno indietro purtroppo di 40 anni con facilità, certo. Non ho fatto nessuna crocetta su un calendario. Però, ripeto, io ho conosciuto quella che sarebbe diventata la mia seconda moglie il 1° luglio del 90 ballando a Castrocaro. I primi tempi della nostra conoscenza e io sono andato in pensione nel settembre 90. Comunque stiano le cose, sembra proprio che Sebastiano menta. Come mai dico io? Fino all'altro ieri negava la possibilità certo. che io fossi l'amante di Roberto, vuoi Liliana. intervenire? Io dico, posso dichiararlo, che come maschio non ho cambiato femmine, nel senso che vado adesso con una, dopo con un'altra, dopo una terza. A periodi di vita io ero legato con la donna con la quale in quel periodo facevo l'amore. Secondo Sebastiano, Liliana il 13 quando parla con te è molto nervosa, tanto che gira per la casa come una trottola. Intanto qualcuno deve dire a Sebastiano che quei famosi 40-50 passi Liliana non li ha fatti su e giù per la casa come animale in gabbia, come lui intende dire, ma li ha fatti in via Giulia 77. Via Giulia 77, uguale il nostro supermercato Giulia, 500 metri sotto casa. Lì era Liliana in quel momento quando noi parlavamo. Parliamo di 13 dicembre. Subito dopo a Sebastiano devo dire che Liliana si è fermata in casa mia in 2 occasioni, ci sono i tabulati che lo dicono, mi sembra che vi ho lasciato un foglio, scrive su,
dicembre, nella prima settimana di dicembre una volta e nella seconda un'altra per 6 ore consecutive. Liliana è rimasta in casa mia 6 ore il mercoledì e altre 6 il lunedì successivo. 6 ore! Non sarà rimasta col ferro da stiro in mano per 6 ore. In che lingua devo dirlo? Lei è rimasta a casa mia 6 ore, lo dica qualcuno a Sebastiano. Liliana poteva aver già detto qualcosa a Sebastiano riguardo il vostro rapporto? Non è escluso che lei qualcosa gli abbia cominciato a dire. Bene, si dia una risposta, io ce l'ho ma non glielo dico. Claudio, Come però... tutta l'Italia, tutti hanno una risposta. Posso dirla, non mi prendo le mie responsabilità. Io ho solo detto che sono convinto che Liliana qualcosa gli deve avere detto. Traete voi le conclusioni, io le ho tratte e ognuno lo fa per sé. Questo non è un tribunale, è un qualcosa di simile, ma io non sono costretto a dirvi quello che penso. Non posso andare in cerca di querele per dirvi guardate che... Ci sono dei testimoni, mi scusi, ma ci sono dei testimoni che parlano che lui ha detto un incidente. Noi non l'abbiamo mai accusato, io personalmente. Ho sempre parlato di un incidente. Allora... Il seguito è finito male. Adesso ci sono dei testimoni che dicono che hanno litigato a metà ottobre. Sebastiano ha delle foto negli hard disk. Claudio, ti sei mai accorto di quando le ha scattate? Tra l'altro, da quanto riporta l'intercettazione, teme proprio che la difesa le possa avere viste. Il fatto che lui chiama la parte antagonista difesa la dice lunga su quello che può essere il suo ruolo. E fotografare non voglio dire, perché l'unica foto che lui ci ha fatto è stato in Piazza Unità davanti a tutti, ed è quella che è circolata, era o un 3 novembre o un 2 giugno, festa nazionale. Quindi come le ha fatte queste foto? La nostra insaputa. Se devo dirla, sono convinto che lui ci seguisse perché è uscito anche in altre occasioni, Liliana con fratello e cognata capitava a Sebastiano davanti al supermercato dove erano, con le amiche capitava a Sebastiano a vedere dove erano. In una occasione, ed era probabilmente un martedì di novembre, anche ottobre forse, che io portavo Liliana a San Giacomo, è una piazza dove si ritrovava con le amiche, c'è un bar con i tavolini fuori, l'ombrellone eccetera. Lei mi ha detto adesso è passato Sebastiano, cioè ci siamo incrociati, io non l'ho visto perché guardavo la strada, ma lei che teneva d'occhio il ciclista che ci veniva incontro era Sebastiano. Mancavano 50 metri ad arrivare là. Di recente è uscita una testimone, l'albergatrice. Questa signora, a distanza di 3 giorni dalla scomparsa, decide di telefonare, di parlare con Sebastiano. In un momento Sebastiano parla di questo incidente, però la signora, insomma la testimone, ci dice anche che immediatamente dopo corregge questa affermazione. Io però vorrei fare una precisazione. Questa vicenda dell'aborto è venuta fuori perché la famiglia di Liliana, soprattutto il fratello, la cugina che è qui con noi, non credono assolutamente al suicidio, che era quella che la direzione che era stata data dalla procura, e stanno cercando in tutti i modi di arrivare a questa verità, anche sottolineando tutte quelle contraddizioni che il signor Visintin nel corso di questo anno sta facendo emergere, perché dice una cosa mentre invece la realtà è vero, avvocato, ci porta qualcos'altro. E questo va sottolineato, cioè a noi non interessa fare gossip, cioè andare a tirare fuori la notizia di questo aborto, perché poi in questa vicenda, in questa intercettazione, Visintin forse dice la verità perché non sa di essere intercettato, c'è un'intercettazione ambientale, tant'è che parla verosimilmente è incinta, era il papà, sarebbe stato Claudio, e poi che probabilmente Claudio non sapeva dell'esistenza, insomma, di questa gravidanza. Per me assolutamente, mi guardo bene, rispettiamo il lavoro della procura. Noi abbiamo un'ordinanza di un giudice che ha respinto una richiesta di archiviazione che indica ben 25 punti di approfondimento. Non è soltanto la questione relativa
agli sì, esami scientifici, nuova ricostruzione con ha ragione. approfondimenti No, ha autoptici ragione, e ha quant'altro, ma ragione. c'è tutta una storia da scrivere ancora. Le indagini Sì, sono in corso proprio per questo motivo, riguardano Claudio, riguardano Sebastiano Visintin, sì, riguardano gli hard disk, questi famosi hard disk, sì. riguardano tante attività. Nel 1985 vi frequentavate tu e Liliana? Io considero di sì, se l'85 sì, ma non ho idea, non vorrei dire che Lili è rimasta incinta in una sola delle due occasioni di me, perché sono relativamente convinto che me lo avrebbe detto, con la sincerità che avevamo tra di noi nel raccontarci tutto. Io nell'85 ero liberissimo, mi sono separato nei primissimi anni 80, 1 o 2, e per cui ero già in corso di divorzio, per cui non sarebbero stati problemi. Nel 90, nel 1° luglio del 90, io ho conosciuto mia moglie, la mia seconda moglie. Liliana era ritornata esclusivamente l'amica che lo è stata per tutti i 40 anni. Lui ha detto che quel cioè, da quello che ho sentito, che quel figlio poteva essere mio, motivo per il quale ha voluto farla abortire. Quello che posso dire è che non ho mai saputo che Liliana sia rimasta incinta da qualsiasi, da nessuno. L'ho sentita per la prima volta adesso, che Liliana ha avuto degli aborti. Ma io dico invece, come mai dopo X tempo, dopo aver dichiarato pubblicamente in tutte le maniere che io mi sono sognato di avere quel rapporto che ho dichiarato di avere con Liliana, lui ha detto io mi sono sognato, allora che si faccia lui un esame di coscienza, che si guardi allo specchio e che si dica cosa è successo. Tutto là. Questa informazione venuta fuori così è stato uno shock, perché ovviamente sono cose intime, personali, però se serve per scoprire la verità noi siamo d'accordo anche su questo. Comunque il certificato medico, la cartella clinica noi ce l'avevamo già il 3 di gennaio del 2022, perché Sebastiano ne aveva parlato e l'aveva mostrata a Gabriella. Ovviamente non sapevamo dell'intercettazione, non sapevamo che lui in quell'intercettazione, cosa che non ha detto a Gabriella, che pensava fosse di Claudio, e non sapevamo che lui era spaventato perché negli hard disk probabilmente ci sono foto che lui ha fatto con Liliana e Claudio, e lui si premura di non far sapere alla controparte, cioè ai nostri avvocati, di queste fotografie. Negli anni in cui accade tutto ciò, Liliana e Claudio si frequentavano assiduamente? Da quello che dice Claudio, loro si sono presi, si sono lasciati, si sono ripresi. Non si sono mai persi di vista, ma credo a Claudio, perché noi quando abbiamo saputo di questa cartella clinica abbiamo messo sotto torchio Claudio, e lui ha sempre detto che se anche fosse stato suo, lui non ne sapeva niente. E comunque in quella data Liliana era già con Sebastiano. Io credo che è più facile che sia di Sebastiano, perché appunto in quelle date loro erano insieme, pochi mesi dopo sono andati prima hanno vissuto un periodo su dalla zia e poi sono andati a abitare da soli. E poi se consideriamo il fatto che Sebastiano era ancora sposato, se fosse nato questo bambino, che cognome avrebbe portato? Liliana avrebbe potuto volere dei figli in quel periodo? Io penso che come tutte le donne, se sentono di avere questo desiderio, lo vogliono realizzare. Quando le si faceva dopo negli anni la domanda perché non avete avuto figli, lei diceva sempre lui ne ha già 2. Questa era la sua risposta. E il segreto erano le cartelle cliniche dell'aborto. Questo era il segreto. E quello che però lui non ha fatto, non l'ha detto al suo avvocato e credo che non l'abbia detto neanche agli inquirenti. Agli inquirenti rivelerà la possibile gravidanza interrotta, ma non farà il nome di Claudio. Ma lui non lo fa neanche il 14 quando va in questura a denunciare la scomparsa. Se lui aveva questi sospetti di questa persona, chiamiamolo come volete, insomma, no? Lui dice un amico, un conoscente, chiamate come volete, però era una cosa da dire in questura quando è andato a fare la denuncia di scomparsa, perché se io so che mia moglie si vede anche per stirare le camicie, come dice lui,
come l'ha detto anche a me a casa mia 3 giorni dopo, io agli inquirenti glielo vado a dire, non vado a dire soltanto alle persone, c'è tutto nei cellulari di Liliana, però in questura non li porta. Lui voleva punire Liliana perché lo stava lasciando e lui in questi 27 mesi sta punendo Claudio perché gliela voleva portare via o gliel'aveva già portata via. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.